Oh cazzo, guarda che pezzi, guarda che figata, come sono tutte inclinatissime le rocce. Non so che è successo, mi è esplosa la telecamera. È esplosa la telecamera, a me segna la spia dell'olio. Lunedì 12 agosto 2024. Salvo problemi, casini, madonne e bestemmie, io e il buon Dario finalmente, dopo 1 anno e mezzo che si è comprato la moto, riusciamo a partire assieme, fare un po' di chilometri. Di cosa parliamo? Parliamo di un viaggetto di 4-5 giorni, dobbiamo ancora decidere quanti giorni effettivamente faremo via. L'idea è di arrivare fino al Verdon. Costretti, vari motivi personali, a partire pomeriggio del lunedì, che comunque ci viene bene perché così magari non ci impattuniamo con il sole del giorno. Quindi cosa faremo? Prenderemo, ahimè, l'autostrada, andremo probabilmente fino a Cuneo, dopodiché dormiremo in quel di Cuneo o l'intorno, l'indomani dovremo fare Colle dell'Agnello, confinare in Francia, fare Mont Ventoux, o come si pronuncia Mont Ventoux, e successivamente giungere nel Verdon. Prima tappa, neanche 180 km, no non è vero dai, 186. Che vecchio che sono. Così. Guarda che bello che è guidare al tramonto. Sono le 8:08, 57 km lo svincolo per direzione Cuneo, dopodiché saliremo verso Alessandria. Ho scelto questa strada, la Piacenza, anziché la Milano, perché è meno trafficata. E con il sole che scende dietro le nuvole ormai ci stiamo avvicinando ad Alessandria. 31 gradi, la temperatura è scesa, inizia a star bene, sì. E va bene. Siamo usciti ad Asti, adesso abbiamo preso una tangenziale direzione Cuneo, in realtà andiamo fino ad Alba, poi decidiamo da Alba cosa fare. Potremmo o fermarci a mangiare e dormire ad Alba, oppure continuare ancora un po', vediamo. Tartarina con tartufo in centro ad Alba e tagliatina con Dario. Yes. E vino per Dario. Bello. Attenzione. Buono. A few moments later. Dopo rientrate in camera, doccia rinfrescante e refrigerante ristoratrice, e adesso ci mettiamo all'annetta. Come sempre, impianti fotovoltaici atomici per ricaricare 1 miliardo di cose nella speranza di fare bei video. Buongiorno, secondo giorno. E motine in preparazione, quasi pronta. Colazione e poi decollo. Ormai Dario è diventato un esperto di cime, cinghie e legacci. Espertissimo. Quello ci mette solo 8 ore. Bene, abbiamo fatto benzina in quel di Alba e adesso possiamo partire verso il Colle dell'Agnello. Ed eccoci qua, tornati in moto per il secondo giorno di viaggio, che ci porterà sicuramente sul Colle dell'Agnello come prima tappa, poi scenderemo in Francia e andremo presumibilmente a Mont Ventoux, come cazzo si pronuncia, prima o poi riuscirò a farlo nel modo giusto, riuscirò a dirlo nel modo giusto. Orbene, siamo giunti in Valle Varaita, ci godiamo questa strada alle 9 della mattina. Comunque, se non l'avete visto, andatevi a vedere il video qua in alto sul Agnello Treffen, Colle dell'Agnello. Ma che bello. Sta anche calando la temperatura, che bello, anziché salire cala. Amici, comunque iscrivetevi al mio cazzo di canale, dai su, porco can. E ora, vuoi iscrivervi al mio canale? Ciao. Andai qua in basso, così a campanella, struccai il bottone, che è forte, e una volta che si è iscritti, cosa fatto? Te metti un bel like, te fai un bel commento, fai 4 ciacole, se divertimo, ciao, dai fioi. Sì, tra pochi metri si sale importantemente.
Ma intanto già qua, ragazzi, che bella che è questa strada. Ottimo, Sostina recupera energia a 15 gradi sul Colle dell'Agnello e adesso scendiamo verso la Francia. La prossima tappa è Croz. Però guarda che bello il castello lì, strada tagliata nella roccia. Sosta rifornimento a Croz. Poi adesso dobbiamo capire dove andare. Non vuoi fermarti da McDonald's e ordinare un Royal con fromage? Che? Vabbè. Citazioni dotte sprecate così. Pulp Fiction, cazzo. Cosa? Pulp Fiction. Non l'ho visto. Non guardo film giallo, no. Questi giovani d'oggi che non guardano film. Come fai a non riconoscere una citazione così dotta? Comunque a Croz abbiamo fatto di nuovo il pieno e ora ci stiamo dirigendo verso Mont Ventoux. Ulala. Sì, siamo proprio in Francia. Vabbè, devo dire che un croque monsieur me lo mangerei molto volentieri tra un'oretta. Spero solo di risalire un po' e prendere fresco perché qua fa caldo. Guarda che figata. Queste sono le gole di non so cosa. Poi in post produzione aggiungeremo di cosa sono le gole. Wow. Figo. Loro dormono qui. Che figata. Fighissimo. Fighissimo. Veramente. Ma veramente figa sta strada. Io speravo che si salisse col tornante, invece si scende. Mannaggia la chiappera. E infatti sta risalendo la temperatura, zio Bubu. Non so che è successo, mi è esplosa la telecamera. Ecco cosa è successo. Sì, non è un problema. E la telecamera si è proprio scollata dal suo supporto. Per fortuna è attaccata col microfono, cazzo. Che culo. Ci siamo fermati a Vercoiran perché mi è caduta la telecamera. Si è staccato l'adesivo della 3M sotto al chin mount. Fortuna che c'era il cavo del microfono che la teneva, così non è caduta. Questo dispositivo non posso controllare le videocamere. Ecco. L'iPhone dice, l'Apple Watch dice che non può controllare la videocamera, geniale. Vabbè, e adesso l'ho riattaccato e speriamo che tenga, ma dubito. E nel mentre Dario era convinto di avere problemi all'olio motore e invece sembrerebbe di no, che ha una spia che è normale, la spia dell'olio che si accende quando la moto è spenta e si spegne quando la moto è accesa. Vabbè, sono cose che succedono, dai.
Guarda che vada tutto bene. Hai qualcosa da dichiarare? Un coglione. Dai, fa caldo. Fa caldo. Fa caldo, sono 34 gradi, cazzo, vabbè. La mia bellissima opera di ristrutturazione con lo scotch. È che non ho quello da americano, non ho, cazzo, se no usavo quello, ma ho portato via solo questo. Un'impalcatura in scotch, vediamo se regge. Io che pensavo che lo spuntino fosse super sano, invece Dario fa notare che Male, bassissimo, cazzo, D, e questi ce l'hanno B, questi, ecco, vedi. Ho fatto la cazzata io con Vabbè. Comunque lo spuntino dei campioni, frutta secca e tè freddo. Nel nulla della Francia. Bene. E adesso ripartiamo dopo la sostina, destinazione Mont Ventoux. Fa un caldo che vorrei strapparmi la pelle. Fa veramente un caldo che vorrei strapparmi la pelle. Almeno c'è un po' di vento ogni tanto che compensa, dai. Bene, ho provato a rimontare la telecamera con tutto lo strafanto aggiuntivo di scotch. Vediamo come si comporta. Intanto stiamo già salendo alle Mont Ventoux. Don't try this at home, ragazzi. Le rotte, devo dire che nonostante siano arrivate alla frutta praticamente, tengono ancora bene, ragazzi. Ci ho fatto veramente tanti chilometri, Questa è la bellezza del multistrada con le valigie, ragazzi. Con le valigie fai turismo veloce. Bello, bello. A parcheggio praticamente. Madonna, come cazzo va sta moto. Mamma mia, com'è andare via così, ragazzi. Che paesaggio lunare. Sapevo che meritava questo posto. È giusto un po' pieno. Grazie. E allora siamo arrivati in cima a Mont Ventoux, là si va a piedi, c'è un bel vento, si sta bene, si respira, quella è la scesa che faremo. È fatto. Se non si dove dormire, si vede dove andare. Vabbè, nemmeno. A few moments later. La salute. Allora ci siamo fermati qua.
Villa Villers sulla Auson. Siamo a 11 km da Bedoin. Cazzo, ne so io come si pronuncia il francese. Adesso cerchiamo dove dormire e intanto beviamo per dimenticare. Buono. E dopo una sosta rigenerativa con birra e acqua in un paese fuori dal tempo in cui non accettano la carta di credito per pagare 8 euro, abbiamo impostato la destinazione di oggi a Manosque, quindi non direttamente la gola del Verdon, insomma come si dice, ma ci fermeremo a Manosque per la notte sperando nell'hotel con la piscina. 19 l'età della destinazione, abbiamo un'ottantina di chilometri di stradine campagnole non da fare. Questa non è una stradina campagnola. Ripartiamo per questo France Tour meraviglioso. Dario, che lo ribattezzeremo Martello, Dario detto Martello, perché complimenti, primo vero giro in moto vacanziero e mi sta dietro serenamente come numero di chilometri alla grande. Quanto bella è sta strada, veramente, decisamente. Poi il panorama mi piace un sacco, comunque questa sembra questa grande Toscana, potrei definirla, cioè una Toscana più grande, più vasta, con colline più alte. Qualcuno mi offenderà, dice ma la Toscana, sì, è vero, però la Francia, veramente, questa zona della Francia, cioè veramente tanto da dire. E dopo 1000 ricerche su cosa fare per cena siamo usciti e abbiamo visto questo e abbiamo detto ma forse sai cosa, mangiamo tipo qua, che ci sono dei ristoranti qua intorno, e via. Piatto di pollo e purè di carote, il tuo preferito? No, forse sono patate dolci o carote, una delle due. Carote. Un pochissimo gusto, qualsiasi cosa. Ok, questo è un hamburger. Va bene. Dai.